vuol farsi un partito, se lo faccia, anzi ci fa una cortesia, ci saluta e credo che Salvini possa trovare di meglio. Francamente non mi importa nulla di quello che può fare Vannacci. Per me è stato un espediente utilizzato da Salvini per recuperare e rastremare su qualche voto che poteva servire alla Lega per tener botta in un momento di crisi, ma non ci vedo nulla di organico fra le posizioni del generale Vannacci e quelle che la Lega interpreta da oltre 30 anni. Il fascio di idee che dovrebbe stare alla base dei movimenti politici si è dissociato e quindi ci sono spazi anche per gli avventurieri tipo Vannacci. L'ala della Lega che il generale Roberto Vannacci non lo vuole sentire nemmeno nominare è ben rappresentata da Marzio Favero, uno di quelli che lo definisce un avventuriero della politica e che sul palco di Pontida il 6 ottobre non lo vede certo bene come ospite. Ma tant'è, Salvini è stato chiaro. Sul prato di Pontida ci sarà Roberto Vannacci, ci saranno i governatori della Lega, ci saranno i ministri della Lega e ci sarà Roberto Vannacci con la Lega, non con altri o con altri partiti. Peccato che il movimento Il Mondo al Contrario sia ormai pronto a diventare un partito, come confermato dai coordinatori territoriali, e che forte di un bacino potenziale di 72.000 voti, tanti quanti ne ha raccolto Vannacci alle europee soltanto in Veneto, stia allargando il suo sguardo. Si parla di strizzate d'occhio di Stefano Valdegamberi, consigliere regionale del centrodestra, o di ex parlamentari leghisti come Vito Comencini. E molti sono già pronti a registrare l'imbarazzo dei leghisti veneti e del governatore Zaia quando dovranno trovarsi fianco a fianco con il generale davanti al popolo del Carroccio proprio a Pontida, visti i trascorsi non idilliaci di questi mesi. Per un veterano come Favero il problema è chiaro: l'ideologia alla base di Vannacci e del suo movimento è incompatibile con il partito fondato da Bossi. Il concetto di sovranità è un ferro vecchio, quindi Vannacci nel momento in cui richiama un'idea della nazione univocista, perché la sua polemica con la Enogu si lega a questa visione francamente stantia e ridicola che per essere italiani bisogna avere un certo colore della pelle. Il generale Vannacci che pensa che ci sia una patria da difendere quando la patria che dovremmo difendere si chiama Europa e forse mondo intero, e dovremmo difenderla contro tutti quei maledetti maniaci dei nazionalismi che ci hanno riportato a vivere una nuova guerra sul suolo europeo. Il sovranismo stesso è per noi forse un espediente, o lo è stato, per avere degli interlocutori a livello europeo, ma non può essere una soluzione organica per un movimento che è post-sovranista. Perché qualunque partito federalista non può che ritenere superato il concetto di sovranità nazionale. E Favero lancia una stoccata anche a sinistra e centrosinistra come artefici involontari della creazione del personaggio Vannacci. Se qualcheduno a sinistra non avesse gridato al lupo quando Vannacci ha mandato fuori il suo libro, francamente di scarso interesse, probabilmente oggi non staremmo parlando del fenomeno Vannacci.